ancora questo caldo che ci sta soffocando, però lunedì 8 luglio è in arrivo un vorticiclonico sull'Italia, specialmente al nord comunque, quindi sarà una cosa sempre e solo del nord. Mi dispiace per me, ma è così. Secondo diciamo gli aggiornamenti ufficiali, a partire dalla prossima settimana questo vortice ciclonico porterà a un peggioramento delle condizioni meteo, in particolare sulle regioni del nord. Quindi si prospettano eventi meteo estremi, nubifragi e grandine, data giustamente la tantissima energia che è stata accumulata fino ad ora. Quindi la parte più a rischio in effetti sono l'arco alpino, le zone di pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Queste sono, diciamo, le maggiori regioni che saranno colpite. Si avrà anche un crollo termico di 10-15 gradi, con ritorno forse della neve sulle Alpi però, un forte vento di maestrale e bora a 100 km orari. Diciamo che dal caldo al freddo. Ciao Anto, dove ha piovuto? Di dove sei Antonio? Sicuramente del nord. Qua a sud non credo. Perché anche io l'ho detto che pioveva oggi, ieri e oggi. Però a nord, qua a sud davvero non se ne può più. E adesso anche giorno 8 ci sta questa specie di allerta meteo per il centro-nord, ma più per il nord che per il centro. In effetti il problema è proprio questo. Ciao Maria, che ci sarà proprio questo forte contrasto con l'aria fredda e l'aria calda e quindi sì sì hai ragione, sì Germania, sì sì, tu stai in Germania, andò, sì sì. Invece a sud qua, a sud in Italia perlomeno a Salerno qua non si può fare, ma ho controllato tutta l'Italia e portava solo un pochino al nord, quindi dalla Germania, le Alpi, Piemonte, queste zone qua massimo portava questo maltempo, ma poi tutta l'Italia non ci sta una nuvola. Ora ho visto che da giorno 8 ci sarà una forte, diciamo, cambiamento climatico che sicuramente porterà eventi meteo molto forti, nubifragi e grandine, perché la forza in gioco è molto alta, cioè c'è un vortice bassissimo di pressione con l'aria che sta a 40 gradi, quindi mi immagino già che cosa può succedere in effetti. Si avrà un casino in effetti, ragazzi, perché si scontreranno aria fredda e aria caldissima, quindi ci sarà, come diciamo nel sud, il patatrack dell'acqua. C'è maltempo fortissimo a nord, perché arriva una cella temporalesca di bassa pressione che a contatto con l'aria calda che ci sta ora, prova a immaginare quanta acqua, quanta grandine potrà combinare in quel periodo. Ah sì, andò, certo, sì. Questo è solo per fare un aggiornamento medio in effetti, perché tutti quanti vogliono un po' di pioggia, ma qua di pioggia proprio non ne sta proprio. Oggi è un'altra giornata, 2 gradi ora più forte di ieri. Ieri stavamo a 36, oggi stiamo a 38. Poi calcola che qui è pure umido, non è che è secco. Quindi 38 gradi con l'umidità che ci sta, la temperatura percepita è molto molto di più, quindi un casino davvero, ma non solo qua, mi immagino già in Sicilia, in Calabria dove il sole batte ancora di più, quindi Salerno sto vicino al mare, quasi quasi si sta bene, non si sta bene, ma città che non hanno il mare, tipo Torino, queste città qua che stanno al centro proprio,
e se la vedranno nera proprio. Ah sì, guarda, lo penso pure io, a certe volte sai che penso, no? Dico, ma se venisse Dio e giudicasse, così la facciamo finire una volta e per sempre. E buonanotte. E chi si deve salvare? Si salva e chi non si salva, madonna mia. A volte lo penso, ti giuro, quindi a volte dico ma sì, ma è meglio che viene, così ci giudica e chi si salva e chi non si salva, madonna mia. Ma magari si finisce tutta questa sofferenza che ci sta in giro. Ragazzi, quindi ripeto, giorno 8 in arrivo un vortice ciclonico di bassissima pressione che a contatto con l'aria caldissima che abbiamo ora, sicuramente al 100% scatenerà qualche evento meteo molto estremo, come grandine, nubifragi, qualche tromba d'aria. No, no, io guarda, io esco di sera, non esco di mattina. Quindi se esco, esco dopo le 7. Oppure se vado a mare vado alle 4, 4 e mezza già. Quindi la mattina nelle ore centrali non ci penso proprio. Sull'arco alpino e nelle zone di pianura del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ci dovrebbe dare un crollo di 15 gradi, forte maestrale e bora a 100 km orari. Quindi fate attenzione tra l'8 e il 9 luglio. Vi auguro una buona giornata a tutti ragazzi, sperando che questo caldo non dico che finisce perché è impossibile, ma perlomeno che si abbassi un pochino. Io non dico che non ci deve stare, diciamo, l'estate, però 30 gradi ci metto la firma ora. 8 gradi in meno, grandi. È vero che in altre regioni, diciamo, del mondo fa caldo, però non come qua. Ad esempio vi faccio un esempio, pure a Cuba, in Havana, dice fa caldo, sì, ma non è come qui. Lì ci sono 30-32 gradi, secco. Qua il sole picchia più forte dei paesi africani, dei paesi dove sono stato pure io. Quindi vi posso garantire che il caldo di là non è come qua. Quindi è come il freddo, ragazzi. Voi lo sentite voi, che ne so, meno 20 gradi in Finlandia, pensate chissà che freddo che farà, ma poi in realtà, siccome è secco, non è come qua se fa meno 20 gradi si muore. Invece là è secco, ragazzi, là meno 20 gradi. Sì, fa freddo, però non pensate questa cosa esagerata. Quindi è sempre il problema dell'umidità. Cioè nei paesi diciamo africani, Cuba, Havana, isole, diciamo Seychelles, tutte quelle isole dove si va di solito a fare il turista, diciamo. Fa caldo ma è un caldo secco, non è come qua. Se vai alle Bahamas fa caldo, sì, ma non come qua. Il problema è l'umidità, lì non ci sta umidità, è secco, questo è il problema. Sono stato in Polonia, pure ci stava a meno 25. Mi aspettavo questa cosa a meno 25, ma non è come qua. A volte quando ha fatto a Salerno è capitato poche volte che ha fatto meno 1, meno 2. Però quei meno 1, meno 2 di qua mi parevano i meno 20 di là. Tanto per farvi un'idea. Soffrirò più qua a meno 2 e non lì a meno 20. Per il fatto che lì è secco, qua è umido. Qua diciamo il freddo ti entra nelle ossa, mentre lì no. Lì al limite ti senti la faccia un po' tagliare, diciamo, sulle labbra, sul naso e sotto gli occhi. Qua meno tu e con l'umidità ti senti proprio il freddo entrare proprio nelle ossa. Questa è la differenza tra caldo e diciamo secco e umido, sia nel freddo sia nel caldo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, fate attenzione con questo caldo a non uscire dalle vie centrali. Se dovete andare a fare la spesa andate ora e poi per le 10 e mezza cercate di stare a casa. Ciao a tutti
e ci sentiamo al prossimo video ragazzi, ciao.